Allora, rieccoci qua in studio e ci ha raggiunto Tiziano Vecchiato, che è il direttore della Fondazione Zancan, ed entra proprio nel clou della situazione, perché siamo arrivati al momento dei tagli. Come ha esordito il vicepresidente dell'ANCI del Veneto all'inizio, io dovrò andare a posare sui cittadini, sulla seconda casa da qualche parte dovrò farlo, comunque se ci sono meno soldi convengono tutti che da qualche parte, a parte questa parte qui che dice che non ci saranno maggiori tassazioni, però tagli verranno fatti e adesso noi cerchiamo di capire questo. Volevo dare la parola a Elisa Venturini perché so che tra poco ci deve anche lasciare perché ha un impegno, per cui quanto doveva ribadire alla consigliera? No, ma penso di averlo già espresso, al di là. Ma voi aumenterete la tassazione? No, allora l'intento di fondo è quello di non aumentare la tassazione perché non lo so se vogliamo impiccarci tutti, Taglierete? questo è il modo migliore per farlo. In base alle disponibilità economiche che ci sono, naturalmente si fa il bilancio, perché poi nell'impostare un bilancio, premetto che il pareggio di bilancio è un obbligo che abbiamo già tutti i comuni e i comuni del Veneto lo rispettano tutti, perché poi è bello quando si va alle assemblee dell'ANCI nazionale, quindi c'è la partecipazione dei nostri colleghi di tutta Italia. Sentite di quelle situazioni che noi non abbiamo neanche mai sentito prima perché parlano di dissesto finanziario, cioè prima che un comune veneto vada in dissesto finanziario, ecco ci sono parecchi comuni in alcune regioni del sud Italia dove il dissesto finanziario invece è una cosa anche abbastanza comune, per non parlare di infiltrazioni mafiose, ecco altro argomento che viene trattato spesso in ANCI da alcuni comuni, cose che noi in Veneto proprio abbiamo delle amministrazioni che cercano di funzionare in base alle disponibilità che abbiamo, alle risorse che abbiamo, dando dei servizi ai cittadini. Quindi ribadisco il concetto, quello che noi vorremmo è rispetto per i comuni veneti. Rispetto per i comuni veneti che si traduce in non tagli indiscriminati. Allora facciamo tutti i sacrifici, facciamoli, però questa terra, questi comuni hanno dato. Allora pensare di continuare a fare tagli lineari come sono previsti non può continuare per noi comuni veneti, prima cosa. In secondo luogo, dare contributi così in maniera discrezionale, stabilire dei criteri che poi si vengono a sapere ex post e non prima, non va bene. Bisogna sapere tutti prima le regole del gioco. E in secondo luogo tutti devono essere posti nella stessa condizione, non alcuni comuni che vengono privilegiati, ad alcuni viene permesso di essere esclusi dal patto di stabilità, ad altri no. Io come ANCI Veneto difendo tutti i comuni veneti, perché a tutti deve essere data la possibilità, non perché a Roma viene deciso che è stato bravo un comune, ma in base a quali criteri? Prima veniva deciso così, vero? Non adesso. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Contributi solo certi Ma di cosa comuni, stiamo adesso parlando? L'esclusione dal patto di stabilità deve essere garantito a tutti per il dissesto idrogeologico, a tutti per le scuole, deve essere garantito a tutti la manutenzione delle strade, non le buche sulle strade, alcuni ed altri sì. Prima e dopo, questo voglio Vabbè, dire. allora questa politica che viene fatta in maniera discrezionale, per cui viene premiati alcuni ed altri no, e non si capisce perché soprattutto, non va bene a mio avviso, perché devono essere poste le stesse condizioni per tutti, cioè deve essere data a tutti la stessa possibilità con delle regole chiare fin dall'inizio. Questo è quello che noi vorremmo come ANCI Veneto, dopodiché ribadisco il concetto, i comuni veneti vanno difesi. Naturalmente c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, chi si trova in una situazione e chi in un'altra, perché poi non siamo tutti uguali, nel senso che poi abbiamo anche peculiarità, chi ha più capannoni, chi ha più seconde case, chi ha turismo, chi il turismo non ce l'ha, e quindi non puoi paragonare tutti alla stessa maniera, però lo stile che c'è è uno stile comunque improntato all'operosità e al fatto di cercare di rispettare le regole, questo mi sembra.